accorcia le distanze al 12° della ripresa con una splendida azione di Mancini che semina tutta la difesa e batte Tancredi con un secco tiro da sotterra. Ripetiamo, all'Olimpico, Roma 2, Sampdoria 1. Dallo studio centrale, a 4 minuti dalla fine, un breve riepilogo dai campi della Serie A. Avellino-Torino 0-0, il Milan vince a Genova 2-0, Napoli-Pisa 1-0, Verona-Ascoli 0-1, calma ragazzi, 4. Roma-Sampdoria 2-1 e la Lazio 5. vince 1-0 al Meazza con l'Inter linea 6. Milano. Scemo! Mancano circa 3 minuti alla fine, i nerazzurri ripartono. Guarda Marcolino che un giorno o l'altro ti do una bottiglietta di amaro qua, a tracolla te la do. Hai capito? La devi finire con questi caccamarini tutto il giorno sulla chepa mia. Metti di testa tuo padre. No, mio padre ce l'ha i capelli. Guarda che gli racconto tutte le fregnacce che hai fatto e sono mazzette, eh? E io ci dico che hai telefonato in Puglia in teleselezione e sono bastonate, ne? Va bene, allora non dico niente così siamo pari, la facciamo finita, eh? Certo che hai preso proprio tutto da tuo padre che è un nostro parente, no? Non è mica... Vai a giocare. A circa 3 minuti dal termine, ecco un Lo vuoi qualche ulteriore biscotto? aggiornamento da I altri mortecci campi tua. inclusi in schedina. Juventus Catania 1-0, Atalanta Cesena 1-2, Ecco. Catanzaro Cavese 0-0, Lecce Pescara 2-0, Bologna Treviso 0-1 e infine la Salernitana vince a Reggio Calabria 3-1. A te, Oh, strecchetti, sto facendo 11, non me ne sono accorto? Attenzione, qui Dunque, vediamo, ancora che cosa mi l'Olimpico, manca a me? dove la Sampdoria è in attacco con Fiorentina Brescia, Udinese. avanza sulla linea Io ci ho della messo traguardia X. avversaria. La Fiorentina perde in gas Falcao, 2-1, ma non va toglie niente. il pallone, E serve poi dietro Juventus Bonetti Catania. che allunga Tancredi. Porca Quando il puttana, per dar portiere retta a quel Roma disgraziato di parole ci vado a mettere 30° minuto. questa anomala fissa 2. Come fa la Juventus a perdere in casa? Vince già 1-0, vince. Se mi perde il 12 per colpa di parola. Attenzione, attenzione Olimpico, qui Firenze dove è stato concesso un calcio di rigore alla Fiorentina per atterramento nettissimo di Bertone in finale. Calcio di rigore alla Fiorentina! Calcio di rigore alla Fiorentina! Madonna benedetta della ripalta di Cerignola. Fai segnare il gol. L'arbitro, ecco, tira fuori il cartellino e in questo momento ammonisce il capitano dei bianconeri Causio. Guarda che ti spezzo! Va a sistemare il Ti spezzo i menischi, io ti spezzo! Vai fuori! Attenzione Via! ancora allo studio a Torino, il Catania ha pareggiato con la Juventus con uno siete splendido gol di delinquenti. Cantarutti. Bene, riprende la linea mentre Antonioni sta per battere il calcio di rigore. Gli animi si sono finalmente placati, sugli spazi c'è silenzio. C'è ancora una protesta, vediamo di Edinho che sta discutendo animatamente con il guardalinee. Ci siamo. Antonioni prende la rincorsa, tiro, respinge il portiere La Brini, parete. palo. Antonioni è restissimo, recupera rete, ha segnato Antonioni. Rete. La palla si è insaccata sulla 12. destra del portiere Sto facendo Brini. 12. Rete per La Madonna dell'Alto Mare che mi aiuta. Sono dunque in parità. Mannaggia la miseria, se non devo perdere la Juventus poteva anche scapparci un 13. Ma non va niente lo stesso. Dove c'è gusto non c'è perdenza. Chi si contenta gol? Io sto godendo. Se ci scappa un 12 buono. Speriamo che non succeda niente, sono Chezzi Ameri. Ameri, c'è Ameri. Ziolino, mi scappa la cacca. Valla qua dentro. Ziolino, Che c'è? di che sesso sono le tartarughe? Che è dentro a Ferreto? Di che sesso sono le tartarughe? Ma che ne so, io non c'hanno sesso, sono ricchioni, va bene! Ah, Ziolino, un'altra volta. ho fame. Bello di Dio. E ci si avvia al piccolo Vieni con me, trotto vieni, alla lascia fine di questa questo. partita che abbiamo Vieni con me, diventata vieni. bellissima. Quando manca la fine? Un minuto circa al termine dell'incontro. Tu. È terminata la partita anche all'Olimpico. Roma batte Sampdoria 2-1. A Sette, Firenze è finita 58, la partita, Fiorentina 59. Udinese 2-2. Rianima più! Ho fatto 12, non può essere, ho fatto 12, 12, non ci credo, 12, non ci crede nessuno che ho fatto 12, no? Oh! 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 Ah! Ah! 12. Giuari! Falcao! Sciacre! Platini! Perde la Juventus. No, non è il parto. Non è il parto, è 13. 13! Ah, ho fatto 13! Più bello, sono più bello. Quando uno è ricco diventa bello, sono piccolo. C'ho tutto. Posso fare quello che voglio, mi pezzi? Ti tiro con lo spazzolino.
Con la pettinessa mi pulisco i denti. Faccio vedere io, brutto stronzo. Te rubo a mangiare il sapone. Io me lo mangio, me ne frega a me. Me lo mangio. Me lo mangio. Buono sapone. No, è 13, beh, non può essere un errore. È 13, beh. Sono miliardario. Fiorlino, buongiorno. Commendatore, cavaliere. E come? Vuoi 50 milioni di mangia? 100 milioni, 200 milioni di mangia. Grazie, grazie tanto. Arrivederci, commendatore. Devi morire. Prende 7. 11 più 2 13. 15 meno 2 13. 13. 9 4 fa 13. 8 e 5 fa 13. E non si sempre a 13 viene, perché io l'ho 13. Bella Torino. Ciao Torino, mi vado via, vado lontano. Che colpo di culo. Cari telespettatori, buonasera. Siamo nel cuore della Napoli popolare e precisamente in casa di uno dei fortunati tredicisti di questa settimana. Ragazzi, porca puttana, c'è una notizia eccezionale. È una bomba. C'è uno stronzo di napoletani che ha fatto 13. Quello si è inguaiato, l'ha detto a tutti quanti. Abbiamo appreso che i 13 si contano sulle dita di una sola mano, per cui sarà un 13 multimilionario. Dottor, secondo me qua superammo 1 miliardo. Lei è un parente del signor Capone? Oh, no, io sono il cugino della suocera qua. La suocera sono io di Capone. Io sono Carmelina, la zia di Capone. Oh, quanto è bella, ha fatto 13. E insomma, signor Capone, lei ha veramente una bella famiglia. È tanta. È una famiglia tanta assai. E tanta povera, ci muriamo me fame. Chi non è un miracolo. Chi la nutrice? L'ho già fatto io. Noi? Mio nipote mi ha promesso che se faceva 13.000 calavate. No, un momento, un momento. A me mi ha detto che quando vincevo mi faceva una grande casa sopra i quartieri. A casa, una casa grande, capite? Me l'hai promesso. L'hai promesso pure a me. Prima casa. Oh, guaglione, da per lo guaglione. Oh sì, tu sai che ha dato tempo per trovare una motocicletta 4 cilindri. Chi non può essere napoletano, chi è troppo strinzo. Tra una settimana quello non c'ha nemmeno i soldi per comprare le sigarette, te lo dico io. Lo spolpano vivo, lo spolpano. E poi dicono che i meridionali sono tutti furbi. Botte a cagà. Fine il milanese, Fino, a proposito, ma qual era quella cosa che ci volevi dire prima? Non mi ricordo una cosa più, sensazionale che c'aveva Rice. Non mi quella cosa che ci volevi dire prima, sensazionale, l'hai detto tu. Ah, già, sì. Il 13 dicembre. 13? Renato Zero e Carolino Di Monaco si sposano. Ma fammi piacere. Una napoletana che ha fatto 13. Tu sei ottuso, sei. T'ho fregato. Mannaggia Dio, mettiamo che tu hai fatto un bel 13. Io non ho fatto niente, eh? Ho detto mettiamo, no? Ah, hai detto mettiamo, insomma, come dire, mettiamo che... A me cosa daresti? Ma scusa, non hai detto mettiamo. Stiamo mettendo per adesso. Mica abbiamo fatto il 13 io o tu. Che... Ma è un'ipotesi, Gesù, è un discorso accademico. Allora mettiamo che tu hai fatto 13, l'hai messo, no? A Leo quando gli dai, eh? Non lo so, quanto ci devo dare? Vuoi darmi meno di 20 milioni? Beh, poco 20 milioni, giustamente. E quanto ci devo dare? Ditemi voi, vendi a poco. Mi hai vinto quasi 1 miliardo, ma allora sei proprio stronzo. Mamma mia. Ma non si sa ancora se è 1 miliardo. E poi non capisco perché dobbiamo fare tutte queste supposizioni. Scusate, se mangiare la pizza, mangiamo a portafogli. 20 milioni sono una miseria. Io ne voglio 50, ne voglio. Ma quale 50 milioni di novino? Voglio l'appartamento e non voglio sentire ragione, non scherzo proprio. Senti, mettiamo invece, mettiamo sempre, no? Mettiamo. Che per ipotesi, io ho fatto 13 e ti regalo un cappotto. Un cappotto? E io mi infili il cappotto e ti mando a fanculo. Non me l'erbe che ha vinto. E se invece ti regalo un cappotto di cashmere? Io mi infili il cappotto di cashmere e ti mando a fare in culo io, perché manco quel ti regalo. Ecco, scusa. Dai, Lini, mica te la puoi cavare con un cappotto. No, ma allora qua non abbiamo capito niente. Io non voglio sentire ragione, io voglio l'appartamento. Allora io voglio un residence. Io non sento ragione, io voglio l'appartamento. Allora io voglio un residence. L'appartamento. Se lui chiede l'appartamento, ma io non voglio un stiamo residence. scherzando.